Ok, vediamo se ci siamo. Ok, collegati, siamo collegati. Adesso vediamo un attimo di sistemare due cosette. Ok. Ciao, scusatemi un secondo, che queste sono le tipiche operazioni preliminari. Ciao Valentine. Ok, dovremmo esserci. Ok. Adesso cerchiamo di capire se si sente, se sentite l'audio del gioco o l'audio mio. Tre persone ci sono. Cerchiamo di capire. Ehi là, ciao Antonio, ma si sente tutto audio gioco, audio... Ah, grande Valentine, grande. Comunque mi sentite sia la voce mia che quella, la musichetta di Eurotrack? Perfetto, bella. E godo. Tanto godo. Così è un po' una live di prova per ricominciare. Perfetto, grande anche Valentine. Me lo confermate e si gode. Bene, bene. Aspettiamo, ma rivediamo. Chiaramente non era una live. È un po' colloso. Ma però, classico, ma però, probabilmente perché ho abbassato io la musica. Dopo penso in game di avere un audio più appropriato. Dopo vediamo se è troppo basso, alziamo. Quindi Valentine. Mi piaceva di più Valentine, più non so il perché. Va bene. Bello comunque, no? Mi piace molto. Grazie Antonio. Allora, le specifiche del PC. Allora, Pentium 2. No, scherzo. Allora, è un Ryzen 9. Aspetta, perché giuro faccio fatica. Sono talmente abituato con l'altro che non mi ricordo un cazzo. Sono di una. Aspetta un attimo. Allora, comunque dovrebbe essere un Ryzen 9 3700 da. Overclocklandolo può arrivare a 4.5 GHz mi sembra. Poi ho 32 GB di RAM, da 3200 di frequenza, l'RTX 2080 Super, due hard disk, c'è un hard disk normale da 8 tera, due SSD da 2 tera. Ciao Riccardo, poi vabbè 9 ventole, il display che mi dice in tempo reale i gradi del processore in questo momento 51, poi mi può fare il caffè, un panino e tanti... Ciao PJ. Sì dai insomma ci si informa, ci siamo dai, più che altro la notizia di Tonali se è confermata mi fa godere abbastanza, speriamo. Anche se, boh, sinceramente un mese fa era dell'Inter, adesso è nostro, ma sono cose che non mi quadrano, sinceramente. È un calcio che non mi piace più tantissimo, sinceramente. Cioè... Boh, vabbè. Grazie, grazie Davide. Quindi per quello dico è molto strano, però...
insomma, se viene, sicuramente non mi dispiace, visto che è un mio pupillo, insieme a Barella erano i miei due giovani preferiti, però purtroppo Barella è andato all'Inter, magari vediamo se riusciamo a beccare il buon Sandrone Tonali. Comunque qua abbiamo il camion di Star Wars e cominciamo perché vorrei giocare un po'. Vi faccio vedere un po' l'esternazzo, cioè guardate la chicca, cioè veramente oggi siamo con il camioncino di Star Wars e godiamo. Qua abbiamo gli interni, oggi siamo in tema Star Wars, però ne ho tantissimi, quindi non ho solo questo. Situazione Messi, beh, lo sapete, io non sono un estimatore di Messi, anzi, cioè, questo mi fa capire veramente l'uomo, cioè deve tutto al Barcellona senza di lui, poveretto. Non so, invece adesso se ne vuole andare proprio quando nel momento peggiore del Barça degli ultimi 15 anni. Cioè, fai schifo, cazzo. Qua ho settato malissimo il volante, però. Cioè, non riesco a settarlo bene, non capisco il perché. Devo fare ancora un po' di cose sul PC nuovo, raga. Prepararsi a voltare. Siamo in 4K, speriamo possa reggere la stream. Un conto è giocare normalmente, un conto è streamare. Vorrei farlo il gioco di golf, però costa ancora tantino secondo me. Aspetta che adesso non è semplice guidare, farò le mie cagate assurde. Aspetta, vediamo una cosa però. Dobbiamo andare, non portare salsicce, bene. A Schwambadli. Cazzo devo andare in Ungheria? Qua c'è un incidente. Aspetta un attimo, calmo un po' i tasti perché non gioco a tempo 30 anni. Ok. Vorrei farlo PGA Tour, come vorrei riportare tennis, però boh, vediamo, dai, vediamo. Sicuramente saranno giochi da live comunque, sicuramente non da video. Vediamo, valuterò. Tanto ringrazio i 12 drogati che si sono collegati. Beh, ovvio. La vita e la ciao alla traina proprio là. Adesso diciamo che voglio cominciare a portare comunque un programma per avere un po' più, diciamo, tranquillità nel sapere, insomma, quantomeno sapete un po' tutto quando sarà un video, di che genere, se Formula 1, giro del mondo, una live su cosa. Tutte queste cosine qua, insomma, sì, però così arriviamo domani. È che non ho settato bene il volante, non lo sento come al solito. Ok. Cioè, beh, tanto sono felicissimo. Sì, il mio fan irlandese, cazzo. Un grande. Comunque, cioè, veramente il canale sta tornando, si è un po' svegliato con Fly, è pazzesco, cioè, dopo 3-4 anni proprio di sonno profondo. Sì, non ho guardato oggi il Gran Premio, mi rifiuto, sinceramente. Comunque tutto bene la fluidità è di vostro gradimento, passiamo un po' qua. Diciamo questa è una live un po' veloce per provare, poi voglio fare un programmino di live, robe così, sinceramente. Tutto bene, perfetto. Siamo partiti da Ancona. Dobbiamo andare, vediamo dove, mi sembra in Ungheria, se non dico cacchiate. Infatti. Qua, scusa, perché sta roba qua? Aspetta, qua c'ho il mouse che vedo l'ora, ragazzi, di streamare da casa, dalla nuova casa, tutta bella grande, tranquillo, con la web. Grazie, ok. Boh. Sì, impossibile dare Gran Premio, ragazzi. Grande MK, che spazio, non riesco a guidare e leggere la chat, ve lo giuro. L'incidente è molto probabile.
Dai, davvero bene, sono contento, cavolo. Ma adesso so che se c'è qualcuno collegato, non so, lo zoccolo neanche avvertito, cazzo. Ciao, ciao Enrico, voi volete l'incidente, però io non voglio, sinceramente. Cioè, se possibile, sarebbe meglio evitarlo, però. Però dai, 57 gradi del processore in 4K, tutto a cannone, per carità. Eurotrack non è un gioco così, però con la Pro Mode, tutte le mod grafiche, cioè streamando non mi sembra male, insomma, non mi sembra una cosa proprio bruttissima. Ma ok, 728 km mancano. Mod grafica le trovate? Sono Real Graphics qualcosa. Sono tutte in, come si dice, dal workshop. Le trovate là. Però adesso non mi ricordo, comunque una è Real Graphics qualcosa. Poi ho quella delle con Real... come si chiama? Non mi ricordo. E comunque le compagnie reali, tipo Ikea, robe così, i distributori reali, queste cose come tutto solo il workshop. Dopo vabbè, le skin, quelle robe là me le sono scaricate io. Anche gli oggetti è sempre nel workshop, però non mi ricordo. Come la versione alternativa. Cosa vuol dire? Ah, ok. Poi c'era una live anche di Fly Simulator, però prima volevo un po' concentrarmi sul giro del mondo, sinceramente. Il giro del mondo lo sarà in video, non in live. Tenersi a sinistra. La Cina già, non voglio, no, non voglio fare l'incidente. Non voglio. Pioggerellina con sole. Sì, li compro tutti io, sì, tutti i DLC possibili, ragazzi, ovvio. Ho tutti i DLC, tutti quanti, tutte le skin, ho preso... Oh! No, cosa succede? Cazzo, che bug! Come mai sto bug? Cazzo, questo è un problema con la Pro Mod? Porca miseria, cazzo è successo? Che culo, ma che palle. Proprio un bug di quelli proprio pesanti, eh. Aspetta un attimo, volevo capire se è un bug della mappa. Ho distrutto il camion, però non capisco, è proprio un bug, fio, è mai successo una roba del genere? Ma voi non avete visto il bug, scusate, praticamente ho avuto tutta la schermata verde con la strada sovrapposta al terreno. Aspetta. Non ti preoccupare se sono pure a me in quella zona. Ma ho capito, però aspetta che devo chiamare anche i cosi. Infatti. Ma non capisco sinceramente perché sia roba... cioè, non ho capito se è un problema della mod o proprio del gioco, nel senso... Perché se mi succede da altre parti non è il massimo. Calcolando il percorso. Che culo, faccio live dopo 30 anni. Officina. Sì, ho distrutto anche il carico, però. Credo abbia già segnalato il bug ai sviluppatori. Ah, grande MK, ti amo. Ma solo in quel punto? O sai se ci sono anche altri punti, sinceramente? No, perché... Cioè, se vediamo in che condizioni è la merce. Sì, vabbè, ho sprecato... Vabbè, questo mi fa girare i coglioni, ste cose, però, non mi neanche... Potevi avvertirmi che... Sì, ok. Oh, Dio. Voltare a sinistra. Non lo so.
Speriamo bene, se no è un po' ingiocabile, ma ma è un bug quindi della promote? Penso, a sto punto, più che del gioco base. Ho parole. Prepararsi a voltare a destra. Cioè io vado a rovinare il carico perché sti qua sono stronzi. Voltare a destra. Cioè, poi sono paura, che cazzo è successo? Cioè, droga, droga pura, su Euro Truck Simulator. Ho parole, guarda. Adesso però può ricapitare, io non mi ricordo il punto. Aspetta. Qual era il punto? Ricordarselo. Te lo ricordi il punto? Quale mi puoi avvertire MK? Perché non avrei voglia di distruggere ancora il... Piove ancora leggermente. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Tangenziale Bologna centro. Quindi... può essere... ci ripassiamo, penso. Appena vedi l'asfalto nero rallenta. Perché se te mi ricordo. Tutto è pronto, possiamo partire. Bene. Moriremo malissimo Tenersi ancora. a destra e poi uscire a destra. E qua? È qua? Madonna, che bug, ragazzi. Sono bug pesanti, Cioè, qua proprio è buggatissimo. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Quanto dura però? No, perché vorrei capire. Si può, ma che palle, vai. Cioè, questo è il... Tenersi a destra. Ok. Speriamo... Cioè, visto che roba, ragazzi, spaventoso. Spaventoso. Un centinaio di metri, ok. Sì, però devono levarla sta roba, oh, che palle. Ok, Bologna centro comunque. Speriamo sia finita, se c'è ancora chiaramente, ragazzi. Comunque sul discorso di Twitch, sì, qualcosa su Twitch sicuramente ci sarà, però non so bene quando e come perché mi sta un po' sulle balle a me Twitch. Grazie comunque MK, potevi avvertirmi magari prima per non rovinarmi il carico, però ti voglio bene, dai. Sei un uomo simpatico comunque. Dai, speriamo bene, cacchio, no, perché palle, non puoi farti un viaggetto rilassato che hai questi bug, zio, ok? Non ero attento, ok? Dai, ti perdono. Ti perdono, dai, per stavolta ti perdono. Che non si ripeta più però, Ok. Vabbè, adesso se succede un bug a sta velocità, cioè, ciao proprio. Ciao, ciao caro. Ciao vecchio mio. Sarebbe bello il bug adesso. E poi uscire a destra. Uscire a destra. Ok. In cosa consiste? È praticamente una mod che ha questo, ora faccio vedere. A parte il bug di Bologna, ha tutto questo.
tu puoi andare fino praticamente in Islanda. Se hai l'Islanda, che cazzo è? Questo non l'ho neanche mai visto, sinceramente. Poi c'hai l'Irlanda. La Spagna che non è ancora uscita, che hanno messo anche delle nuove città. E qua hai città in più nell'est Europa, insomma. Tutte queste città qua in più, che non sono poche. Ma sulle meccaniche, no. Sì, MK, sì. No, comunque non va a cambiare, diciamo, le dinamiche di gioco, però, cioè, come hai visto, ci sono tantissime più città, cioè, addirittura puoi andare fino in Islanda, cioè, voglio dire, non è proprio poco. Ci saranno altri bug, eh? Noi andiamo di telecaz, però, eh? Ok, ciao. Adesso deve uscire anche il DLC Iberia, non so, non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, però è, diciamo, in programma. Allora, questo è il camion. Ci fermiamo in autostrada, chi se ne frega, eccolo qua. Viva Scania con skin e, diciamo, tema Star Wars. Ne ho tipo 200 camion, quindi oggi siamo con Star Wars. Eccoci qua. Tenersi a sinistra. Sì, può essere, sì, può essere novembre. Mi fa piacere che si veda tutto bene, che sia, diciamo, regolare. La guardo anch'io. Che la tablet non si vede uguale, cioè, nel senso, con lo studio nuovo con i 2 monitor godo. Ok. Sì, certo. Si vede da Dio. Grazie, caro, grazie. Cerco di fare il possibile. Anche voi, se volete qualche bella, cioè, consigliatemi qualche gioco da portare in live, io lo porto, insomma. Ci facciamo sto viaggetto qua, arriviamo alla destinazione e poi chiudo. E poi per provare anche le dirette, perché sono chiaramente col PC nuovo, quindi volevo un attimo settare tutto il programmino e le cosine. Scusate un attimo che ho il telefono che mi sta suonando. Scusate, ragazzi, vi chiedo perdono. Ecco il piccolo Amedeo. Scusate un attimo. Ok. Però qua veramente rischio. Okay. Piccolo Amedeo, se vuoi avvertire anche gli altri, scusami, ma col fatto che ho cambiato telefono ho dei problemi con Telecaz. Se qualcuno vuole di venire a fare un saluto, ci siamo. Valentin è tornato. Ma cosa, scusami, sono tornato. Ma per non fare gaff, Valentin uomo, Valentin donna. In quanto curioso, Valentin donna sul simulatore di camion. Però ho un piccolo problema, io ho bisogno dello specchietto, però ti ho detto che mi mancava qualcosa. Ho bisogno di questo, se no non capisco niente. Ah, una bellissima principessa. Allora questo è qualcuno, secondo me. Adesso, dico questo perché
conosco i miei polli e so che ci sono tanti dello zoccolo che amano fare, come si dice, dei nick alternativi. Comunque se sei una bellissima principessa, buono. Qua c'è il principe Amedeo che è sicuramente interessato. Eccoci qua. Dobbiamo andare in Ungheria. Apple Heyman. Il Guy. Devo anche sentirmi con Guy per il discorso Bologna, perché per ottobre-novembre ci andiamo, cioè io e la mia ragazza siamo a Bologna per vedere anche una mostra, così ci troviamo con lo zoccolo. C'è una ragazza che segue lo track, cioè è più facile trovare una vergine in reparto maternità. Ho il terrore di trovare un altro bug. Certo che non prendo neanche il soldo, per carità, non abbiamo problemi di soldi, però portare il carico distrutto al 18% sicuramente non aiuta. Tom Cruise Control. Ok. Klagenfurt qua è pieno di bordelli. Adesso non leggo la chat, però a questi punti qua proprio non riesco a... proprio impossibile, cavolo. Quindi ringrazio i 15-16 collegati, ripeto, per una live non programmata. Puoi chiedere tranquillamente nella no, scusa, sarebbe, scusa l'ignoranza, sono vecchiaccio, la VTC. Cos'è? Il problema di Aerotrack è proprio che è impossibile guardare la chat e guidare decentemente, almeno per me. Grande Amedeo, dai Amedeo, non gasarti, piccolo Ame. Allora, ok, allora sei una grande. Cioè, che ti posso dire? Cioè, sei veramente un mito, perché non è facile, insomma. Sto volante che ha una sensibilità, secondo me, non al top. Ah, bravi, cavolo, complimenti. Anche a me piacevano queste cose qua, non sapevo la sigla così non l'avevo mai sentita, perché comunque di solito cioè nel mio tipo, sia per i simulatori di volo che qua i simulatori di camion, tipo ci sono, diciamo, le compagnie virtuali, ecco, io le conosco con questo nome qua, molto italiano sinceramente, però non ho proprio il tempo. Però una volta mi piaceva fare queste cose, magari anche sì, creare il profilo e cominciare, diciamo, a fare delle mi ricordo che tipo postavo delle foto del viaggio con il carico, con il percentuale del carico, per vedere se alla fine, insomma, non c'erano danni, problemi, robe così, e poi registravi il viaggio, era un po' così. Però ti parlo di tanto tempo fa. E con Fly lo stesso. Questa, ma che cazzo? Ma cioè, una mucca in mezzo alla strada. Oh, ci hanno messo 30 anni a far uscire la Pro Mod, ma un po' di vaneggi però li hanno lasciati. E cazzo, non più benzina, fei. Non c'è la benza. Che sfocio. Brava. Complimenti. Un po' di non ho più benzina, fei. Ma zio, ok. Ma non c'è neanche un distributore. Autonomia per quanto?
me lo dice? 289 km. 180. Sì, ciao. Tanto siamo in confine. Salutiamo l'Italia e andiamo in Austria. Ah, bene. Siamo in Austria. Abbiamo poca autonomia, ragazzi. Oh, fatalità, non trovo un distributore. Che bello. Ce la fai, ma devo andare al distributore, quello di là, però aspetta. Ecco. Come faccio? Non posso neanche... Posso girare o no? No. Andare dritto. Ok. Ma non... Ok, grazie. Qua ci dovrebbe essere teoricamente. Adesso vediamo. Sarà di qua? Vai, sorpasso in galleria. Sì, sì, ok. Sono anche stanco, a questo punto ci facciamo anche un riposino. Ciao Giovanni. Adesso facciamo un riposino e benza. Ok. Mi fai dormire così? Bella. Allora, dormiamo. Ma speriamo, cazzo. Speriamo secco, sicco, come vuoi tu. Mi piacerebbe tanto tonali. Ancora che piove, che domaroni. Ok. Ah sì, beh, spegniamo il motore. Vai. Ok. Sì, tonale, un bel colpo, solo che non... Cioè, tanto siamo in 25. Grazie a tutti, ma... cioè, un mese fa era dell'Inter già firmato, adesso lo prendiamo noi. Ripeto, sono cose che non capisco sinceramente. Comunque, perché è appena arrivato, questo è il nostro Scania griffato Star Wars, con gli interni così, e andiamo. Ok, sono le 2:37, dobbiamo arrivare entro che ora? Aspetta che non arriva in ritardo. Dobbiamo arrivare entro, consegna prevista martedì dalle 6 alle 13. Sì, ce la facciamo. Scusate se non vi sto leggendo, grazie. Scusate se non vi leggo, ma... non posso tenere gli abbaglianti, non si vede niente, cacchio. Non si vede one cazzo. No, eccola qua. Mamma mia. Prevedo cose bruttine, raga. Prepararsi a voltare a destra. Sì, amore mio. Voltare a destra. No, vabbè, dai, Lukaku, non possiamo dire niente a Lukaku. Sì, l'Inter vira su Kanté che... non gli do torto, sinceramente, Kanté, cioè Cicco, cioè Tonali è un mio pupillo, un po' come Barella, che lui purtroppo è finito all'Inter,
altri giocatori che sapete, insomma, che ho football manager, ma so Kanté è una bestia, sì. Non sapete cos'era, il 70% della terra è ricoperto da acqua, il restante 30% da Kanté, cioè, voglio dire, sì, una persona che ha questo tipo di soprannome ti fa capire la forza e la potenza di N'Golo, insomma. Kanté è un cazzo di fenomeno nel suo ruolo, cioè corre, anche comunque dei piedi discreti, cioè le ha proprio tutte in N'Golo. Tanto non so, mi è arrivata la notifica perché... Scusate un attimo. Mi è arrivata la notifica... No, ringrazio Daniele che vedo 5 euro. Ringrazio Daniele. Non serviva assolutamente, vecchio mio, grazie. Ti ringrazio per la donazione che purtroppo non si vede perché si vedono solo le super chat, non quelle di PayPal. Però ti ringrazio, insomma. Cioè, non so se è collegato sinceramente, però ti ringrazio. Assolutamente non serve, al massimo se proprio volete portatemi. Come si dice, no, donne no, posso che se no vengo singola a vita, non so, quello che volete, un panino col cotto, va bene. Grazie comunque, grazie Daniele. Perché purtroppo Streamlabs non capisco il perché non riesco a farsi, cioè ho problemi con l'audio del gioco, insomma, mi si sente la mia voce ma non si sente l'audio del gioco. Se qualcuno è esperto, che proprio non ci ho provato in 50 modi, non ce l'ho fatta, perché là mi ero messo tutte quante le come si dice, gli alert là per vedere le donazioni, gli iscritti, tutte queste cose qua, ma non riesco a farlo. Kerbal Space Pro, no, non lo conosco. ZXGO Coc ti chiamo, Coc, che può suonare anche un po' male, però volevo prendere anche Capitan Tsubasa sinceramente, però Prepararsi a voltare a sinistra. ho visto un po' di video, un po' le recensioni, tutto, mi sembra che dopo 10 minuti che giochi alle palle piene, perché sono sempre le stesse cose. Voltare a sinistra. So come Don FS mi gira bene, bene, tempesta elettrica, godo, fa molto piacere. Ciao Alessandro Ferrari, mi spiace per il cognome perché in questo momento qualsiasi cosa, insomma, associare un cognome alla casa automobilistica più rincoglionita del mondo mi dispiace, però ti voglio bene, ma Ferrari purtroppo. Andare dritto. Sì, no, ma mettono, devono fare tante di quelle cose. Lo so, vabbè, immagino, ma anche sul PC che ho preso adesso comunque, cioè, in streaming e tutto, fa fatica, cioè, è un gioco pesante, ma lo sistemeranno bene, non preoccupatevi, poi anche i bug, le robe, A destra. non preoccupatevi che tra qualche mese avremo un gioco completo. Come si vede che non ho la patente, ragazzi? No. Aspetta, diciamo, quando vedi una macchina vera però non guardi una chat, questo almeno. Sì, 737, sì, si rimetteranno quelli, solo che non sto provando 747 e 787 perché mi hanno detto che sono iper buggati, quindi non vado neanche a rompermi le balle. Aspetto, secondo me con la patch del 3 settembre, 79 giga, ragazzi, sì, gondolaro proprio, ci sarà anche la... come si dice, per me metteranno a posto gli autopilota del 747 e del 787.
Siamo quasi in 30 comunque, non ha senso tutto ciò. Nel frattempo... no, guarda, invece il simulatore di treni ce l'ho anch'io, Non mi piace, non mi piace. Io che amavo Microsoft Flight Train Simulator, che chissà, io ci sto sperando, Potevi mettere addirittura le mod dell'Italia, di mettere tutti i vagoni, le locomotive italiane, le tratte tipo Venezia-Roma col pendolino di una volta, cioè sto nuovo simulatore mi fa cagare. Poi vabbè, i DLC costano tutti 100 euro l'uno praticamente. Aspetta, scusa un attimo, cosa mi scrivono? Ecco, adesso qua c'è Agi, che è il moderatore Agi che mi vuole boicottare, mi boicotta Agi. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Va bene. Lo so. Dai Agi, non mi fare... Agi, forse prendiamo Tonali. Cioè, cazzo, il Tona. Un uomo bellissimo, un po' come te Agi. Simulatore di navi c'era Ship Simulator, ma era praticamente la cosa più orrenda della storia. Oh, vocina. No, veramente l'ho detto, stronzone. Pompinarotto di Agi. Era il pompinarotto, l'ho detto, non c'è lo zoccolo, merdina. Era Pep. Guarda come si diverte Agi, guarda. Quei suoi occhi celesti che ha incantato milioni di donne, guarda. Infatti ho detto anche ad Amedeo magari di avvertire lo zoccolo, visto che era l'unico collegato, pippone. Il bel Agi, vedi Agi così, Agi. Ecco, grande Agi. E vogliamo il video di Scoop, vabbè. Vocina, ragazzi. Me lo immagino Vocina nella sua postazione. Amedeo è dato un bullo. Il bel Sidoti. Il bel siciliano. E poi c'è Zinca, ecco. Arriva Zinca, incidente. Guarda che Zinca è così, Arriva Zinca su PES, autogol. Arriva Zinca su Eurotrack, incidente. Amedeo stiamo trollando da ora. Beh, strano. Beh, Zinca, i vanesi su Formula 1, zio, ok. Sono più... ho fatto una sosta ai Vox più deficiente della storia. Godo. Diciamo che con quella configurazione ce la fai, ma soffre tanto. Ma poi ci sarà l'ottimizzazione, sta a preoccuparti. Ci sarà l'ottimizzazione del gioco, non preoccuparti. Comunque, quelli dello zoccolo, ho cambiato telefono, quindi per carità non è che su Telegram ci sono sempre, però mi sono scritto proprio niente negli ultimi tempi perché ho problemi, cioè la devo settare anche, la devo riaggiornare con un numero nuovo sul telefonino nuovo, appunto, perché mi dà problemi che non posso più usare quello vecchio che avevo sul vecchio telefono. Perché dobbiamo parlare anche di... stiamo cercando Zoccoliani... perché per il discorso di Bologna, non so se ti ha accennato Agi anche Guy, che per ottobre-novembre volevamo fare, diciamo, un ritrovo a Bologna, visto che devo andare ancora come morosa per una mostra di Monet, e ci troviamo, insomma. Tonali al Milan godo. Tonali al Milan godo tanto, sinceramente. Ottobre-novembre. Ma che lockdown, stammi a dire così, dai. Non dirmi così, non possiamo permetterci un altro lockdown, non possiamo mettere in ginocchio l'Italia. Cioè, l'ho sempre detto, se devo morire di fame o morire di Covid, cambia poco. State facendo delle selezioni per lo zoccolo? Beh, no, vocina non posso. Non posso fare discorsi intellettuali perché sto pensando a Tonali.
vinceremo lo scudetto contro Nali. Servono nuove adesioni, ok. Adesso il 15 o il 18 esce PES, così posso ricrearmi tutte le leggende e le robe, riparto con PES, così non ci saranno più aggiornamenti perché non prenderò PES 21 ovviamente, e ripartiremo con PES. Anche perché PES 21 è identico. Cioè, Giacomo, intanto pensiamo alle cose più importanti, lavoro, scuole, economia, queste cose qua, poi penseremo allo stadio. Non mi ricordo il 15 di... No, non mi ricordo se il 15 di settembre o il 18 o il 21, adesso non mi ricordo quando esce sto cazzo di DLC PS 21, sinceramente. Prepararsi a voltare a destra. Sinceramente non me lo ricordo, raga. Voltare a destra. Tenersi a destra e poi continuare dritto. Cioè dello scudo, ma che vinceremo? Ma sto scherzando, se arriviamo quinti siamo già contenti. Se finiamo il viaggetto poi chiudo, perché allora diciamo una live di prova per vedere riconfigurare il PC nuovo. Ma no, ma certo, non c'è dubbio su questo, girano soldi, cioè il calcio è la terza o quarta azienda in Italia per fatturato e per cose, però il problema è che siamo qua che mancano una quindicina di giorni all'inizio della scuola e non sanno ancora cosa fare. È un po' triste la cosa. Agi, mi sono collegato, non so se un'oretta, se non mi ricordo quando, però non dico un'oretta fa, ma quasi, però non c'è questa è una live di prova. Adesso io voglio fare un calendario con quando ci sarà le live, e che live, se Aerotrack o Fly o PES, poi tipo non so il giro del mondo quando, capito, così almeno sapete un po' bene. Voglio cercare di fare la cosa che dovevo fare 10 anni fa praticamente, capisci, dolce Agi? No, non sono in casa nuova purtroppo no, penso per ottobre, metà ottobre, i primi di novembre massimo. Spero prima, però sì, spero onestamente metà ottobre. Così poi sarà tutto diverso, ragazzi. Hai ragione Agi, non hai perfettamente, ma non pensavo neanche di farcela perché avevo avuto dei problemi con Streamlabs. Allora ho detto andiamo con il Gamecaster perché volevo fare i cosi, no? Hai presente gli alert, le robe, però non mi va, cioè mi va, funziona tutto, però non si sente la mia voce, sì, ma non si sente l'audio di gioco. E allora sono andato con questo e non pensavo neanche sinceramente, capito? Quindi chiedo venia. Ciao Giacomo, ciao. Aspetta che qua leggendo la chat sto per morire. Non ci sono più i bei tempi. Andare dritto. Lo so Pep. E Pep, e Messi è il City da Pep, da J-Pep. No, scusa, voglio vedere cos'è sta roba. Adesso mi fermo in strada, voglio vedere. Ma perché non mi va? Vai. No, non me lo fa vedere, non so che cazzo sarà, sarà qualche vaneggio. Dai, non so perché non mi si apre dal tablet il modulo. Cosa... Dai, spiegatelo, fatemi fare una risata. Voglio sapere i requisiti soprattutto, mi interessa. Alla rotatoria prendere la terza uscita. Tenersi a destra. Mi tengo dove voglio, stronza. Uscire adesso. Esco dove voglio. Di casting coach senza... Non importa, troverò un nuovo percorso. Odiare, lo dire qui. Ma ragazzi, un consiglio, sono dei privilegi per il possesso di 104. Ma e Tudo? Che fine ha fatto? Nel senso, ancora non è ancora dentro lo zoccolo?
aggiornatemi sul discorso Tudor. Sapete che voglio sapere Alla tutto. rotatoria, prendere la prima uscita. No. È fuori comunque. Il Tudor mi è andato via, ragazzi. Lo so, Agi, lo so che ha fatto che adesso con quelli con Vanzini, con Kinchero, sì, lo so. Ma da Sidoti, ragazzi. O da Flight Simulator ho visto Sidoti, ragazzi, dall'alto, è bello anche così. Cioè, Sidoti è una roba. Ecco, se è ancora collegata a Valentin, adesso non so, ripeto, chi mi ha detto che è una appassionata di simulatori. C'è un certo Francesco Sidoti che è bello come il sole, è una roba, cioè perfino Agi che è un ex Latin lover rumeno, italo-rumeno, cioè Sidoti è una roba, ragazzi. Cioè Sidoti è qualcosa di inarrivabile, ragazzi. È proprio il classico modellino di Gucci, cioè di Armani, è così Sidoti, così. E questo è Bomber Sidoti. Perché Agi, insomma, Agi ormai è il classico bello e dannato, invece. E Michelotto, ma scusa, è Ayman Guy? Maledetti. Poi c'è l'amico di Michelotto. Devo passare su Discord. Domani se riesco faccio un salto. Anch'io ti amo, Sid. Prendere la prima uscita. Uscire adesso. Ma non mica coglioni di fare il... Alla prossima. Ciao. A coglioni. Tanto, soddisfacente con quel bug di merda. Uno dei requisiti non capire fa il modulo e 6 dei no. No, ma vocina, ragazzi. Viva vocina. Michelotto lavora a Gure fino so, sì, lo so. Non sì, lo so. La di Michelotto sapevo, anche di Guy, ancora parecchio tempo fa. E l'amico di Michelotto mangia gelato perché una volta su Discord, tipo tutto 4-4 senza farsi vedere, si è preso il gelatino e se l'è mangiato, qualcosa di meraviglioso. E niente, raga, dai, adesso sto pensando a fare, ripeto, una specie di calendario, tra virgolette, dove un po' spiegare durante la settimana cosa voglio portare, così sapete. Teoricamente le live vorrei portarle un giorno a settimana, o il martedì o il venerdì o barra giovedì. Adesso devo valutare questo. Guy viene su Discord. Sì, Gui viene su Discord. Buon Natale. Anche Stian. Siamo in Ungheria a proposito. Amico di Michelotto è in vacanza. Sì, aspetta, vediamo se possiamo togliere, perché non è proprio Natale. Allora, aspetta un attimo. Mettiamo questo. Vai. Cos'è? Scusate, non conosco neanche sta cosa. Che gioco è? Questa musica ha rotto il cazzo, però. Ciao. Contest Mario. No, vabbè, ma è andato, ragazzi, ma sei veramente Agi è proprio partito. È partito il buon George Francis for Coppola Agi. Vabbè, ragazzi, io vado, vi mando un abbracciotto. Cerco di creare il prima possibile il calendario e tutto quanto. In linea di massima le live vorrei farle o il martedì o il venerdì. E così, insomma. Amedeo è impazzito. E niente, così, insomma, dai. Sapete che negativamente Fly Simulator sul giro del mondo ci sarà, spero, ogni giorno. E poi il secondo video può essere o Formula 1 o qualcos'altro, insomma. Amedeo.
Ragazzi, un abbracciotto, ci sentiamo presto. Dai, anche, siamo tornati anche in live. E te Agi fa il bravo perché mi sembri un po' come si dice, sono impazzito, in senso buono, sai che ti voglio bene, sarei sempre Gheorghe Agi, cioè la bellezza fatta persona, sia te che soprattutto Georgina, anzi mi aggiornerai anche se non so se avete insieme, se avete intento di sposarli, fare qualche bambino, qualche piccolo Agi, bellissimo. Mm. No, 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 lo so, lo trovate, però volevo averne cioè non posso fare un video solo con le tue, vecchio. Speravo di avere qualche altra coordinata, capito, Agi, per poter fare, diciamo, tipo le case dello zoccolo. Cioè, no, no, ce le ho salvate. Assolutamente, se qualcun altro me le posta, posso fare un video alle case dello zoccolo. È chiaro che non faccio vedere la casa, le metto diciamo, faccio una zoomata in questa zona, c'è Agi, le faccio tranquillamente. No, ma lo so, ma ero convinto che ci ha fatto tutto Agi, sinceramente. Inviatele su Telegram, se devo capire come trovare le vostre, anche perché... mm. Ah, ok, Agi, va bene. Va bene, Agi, chiedo venia, piccolo Gheorghe. Vado, ragazzi, un abbraccio, mandatemi su Telegram in privato le coordinate che potrei fare un video molto interessante. Ecco. Ciao ragazzi, un abbracciotto, grazie per il supporto, sempre spettacolari. Buonanotte.